Mister, partenza sprint, poi avete saputo soffrire nel primo tempo e avete colpito nel momento migliore degli avversari. Era nel piano partita, che primo tempo è stato? No, non era in pieno partita. Grande merito c'è l'avversario che è partito veramente a grandissimo ritmo. Noi abbiamo fatto fatica a trovare le nostre contromisure che di solito le troviamo, invece oggi è stato molto bravo l'avversario. Ci siamo trovati per un episodio in vantaggio che abbiamo sfruttato bene, però direi che la prima mezz'ora ha fatto assolutamente meglio l'avversario. Poi abbiamo cominciato invece a trovare delle contromisure, e nel finale del primo tempo direi che ci eravamo assestati, il secondo tempo abbiamo fatto intravedere le nostre geometrie, le nostre qualità, abbiamo marcato meglio, abbiamo preso meno imbucate centrali, abbiamo sofferto i primi 20-25 minuti soprattutto centralmente, poi ci siamo assestati e credo che poi alla fine sia stato merito di una prova di grande carattere dei ragazzi che hanno messo veramente tutto quello che avevano in campo. E un bilancio di queste prime due giornate, indipendentemente dai 6 punti conquistati? Ma l'ho detto adesso, sono felicissimi di questo inizio. Noi abbiamo passato dei giorni veramente difficili perché abbiamo avuto un sacco di problemi tra Covid, partite che non abbiamo potuto fare, amichevoli a causa di quello, abbiamo ancora fuori 6 giocatori, quindi siamo stracontenti. Io credo che questa è una squadra che è destinata a crescere.